Bentrovati telespettatori di Telerent 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre. Prima parte della nostra trasmissione penalty dedicata interamente al calcio giocato con le due squadre siciliane impegnate nelle finali nazionali eccellenza e poi nella seconda parte spazio alle nomination della nona edizione dei Penalty Awards, l'evento più atteso del calcio dilettantistico siciliano che sarà di scena giorno 20 giugno alle ore 16 con ingresso gratuito presso il teatro Nino Martoglio di Belpasso. Calcio giocato con il pareggio 0-0 tra Ionica FC e Martina Franca. Sarà proprio la squadra pugliese a giocarsi la finalissima per accedere al campionato nazionale dilettanti. A 0 di puro furore agonistico e di enorme spirito di sacrificio. È un pareggio che profuma decisamente di vittoria quello che il Martina strappa in Sicilia. Basta e avanza nella semifinale di ritorno dei playoff nazionali contro la Ionica per strappare il pass per la doppia finale che metterà in palio la promozione diretta in Serie D. La vittoria di misura dell'andata, finì 2-1 una settimana fa al Tursi, fa insomma tutta la differenza del mondo in positivo per la squadra della Valle d'Itria che gioca a Santa Teresa di Riva in provincia di Messina. Una partita di grande determinazione a come tattico. Se ne torna a casa con la qualificazione dunque la squadra di Massimo Pizzulli. Il tecnico dei biancazzurri sceso in campo in maglia bianca assortisce dal primo minuto il tridente offensivo con Petitti, Falconieri ed Ancora. Picci recuperato dall'infermeria al pari di Frucia e Matulli parte dalla panchina. Cerutti, Tejo e Mangialardi giocano in mezzo al campo, linea difensiva a 4 con Perrini e Cappellari esterni, Aprile e Barrera centrali davanti a Maggi. Si parte tra le proteste dei padroni di casa. Micoli va giù in aria dopo pochi minuti, il direttore di gara però lascia correre. La replica del Martina arriva su calcio piazzato poco dopo il quarto d'ora, mancino insidioso di Falconieri, Romano se la cava e riesce a deviare in corner. Da dimenticare a metà frazione invece la conclusione con il destro di Petitti. Finale di tempo, Mangialardi è ispirato, Falconieri conclude in maniera debole e centrale, non riesce a schiacciare di testa come avrebbe voluto poco dopo Barrera sugli sviluppi di un calcio piazzato. Ancora inquadra lo specchio prima del riposo, ma Romano è attento e non si fa sorprendere. 0-0 a metà gara, intervallo ripresa, che si apre con la Ionica decisamente più intraprendente. La soluzione incrociata di Laplanche mette i brividi ai pugliesi ma termina sul fondo. Gagliardo, prima dell'ora di gioco, impegna così Maggi. Pizzulli cambia a metà frazione, fuori Falconieri, dentro Ardino, poi aggiunge un centrocampista Cannito al posto di un esterno offensivo Petitti. Mangialardi a 10 minuti dal 90° decide di mettersi in proprio, fa irruzione in area avversaria ma non incide da posizione sicuramente complicata. Romano risolve, determinante dalla parte opposta la replica di Maggi al colpo di testa insidioso di Aquino. Altro brivido poi sull'acrobazia successiva di Ortiz. Arriva pure il momento di Bomber Picci, fuori Ancora. 5 minuti di recupero da segnalare, solo una punizione imprecisa dello stesso attaccante dei biancazzurri. Resiste il Martina, stringe i denti sino al termine e gode al triplice fischio. È 0-0 a Santa Teresa di Riva. Non basta alla Ionica, basta e avanza alla formazione della Valle d'Itria invece per accedere alla doppia finale. Ora tra il Martina e la Serie D c'è un'altra siciliana, l'Acragas, andata domenica prossima da Agrigento, ritorno il 19 giugno al Tursi. Altro giro, altra corsa dunque, questa volta è veramente l'ultima. Oggi più che parlare della partita, che secondo me è stata un'altra partita eccezionale da parte di questa squadra e di questi ragazzi, perché incontravamo una squadra fortissima e abbiamo giocato con grande equilibrio, come gli avevo chiesto, con grande intensità. Abbiamo creato 4 o 5 occasioni da gol, ci è stato negato un calcio di rigore netto, ma io non voglio pensare male, dico soltanto che, ripeto, quando abbiamo preparato la partita avevo detto alla squadra, avevo preparato la partita chiedendo di essere molto lucidi anche contro eventuali decisioni contrarie, perché purtroppo incontravamo una squadra di grandi tradizioni, di grande storia, magari forse anche un po' più di noi. Noi siamo una società eccezionale, fatta di brave persone, di persone per bene, oneste, però probabilmente abbiamo un po' meno storia rispetto a loro, parlo di alti livelli. E purtroppo, secondo me, queste cose in queste partite possono anche andare in campo. Però oggi io voglio fare un grande applauso, li ho abbracciati uno per uno i miei giocatori, ora li abbraccerò di nuovo, perché anche oggi gli avevo chiesto: usciamo dal campo, dobbiamo uscire dal campo, che non dobbiamo avere neanche la forza di fare un metro. Secondo me l'hanno fatto. Poi voglio fare un ringraziamento
a tutta la gente che oggi è venuta allo stadio perché ci hanno regalato emozioni incredibili, noi a loro, ma anche loro, un pubblico così all'inizio dell'anno sarebbe stata fantascienza, siamo stati un po' noi a portarli, però ci hanno regalato delle emozioni incredibili. Io e i giocatori li porteremo sempre nel cuore per quello che ci hanno regalato oggi a Martina Franca e nel playoff contro l'Igea, veramente emozionante, li volevamo ringraziare. Per finire un pensiero a Pablo Lucero, che è un ragazzo, un nostro giocatore molto importante, che oggi non era con noi ma ha giocato insieme a noi anche oggi. È stata veramente dura, è stata dura contro una squadra, lo sapevamo, in un campo difficile, la squadra. Abbiamo cercato di chiudere tutte le loro linee di passaggio, abbiamo fatto una gara tatticamente secondo me tra le migliori in assoluto, a livello tattico l'avevamo preparata bene da squadra. Rammarico nel primo tempo, potevamo essere più incisivi in fase offensiva, però bisogna pure capire, ragazzi, siamo a inizio giugno, questa è la 39esima partita, ci accingiamo a fare la 40esima tra Coppa Italia, campionato, finali, giocate, non giocate, insomma tante cose. Non è facile chiedere ai ragazzi continuamente attenzione. Siamo contentissimi soprattutto per la gente, soprattutto per i nostri presidenti, Soldano, la Carbonara, perché tutti bisogna ringraziare sempre queste persone. Nardelli oggi avevamo anche, è stato bello vedere in albergo tutti quanti, i soci, i dirigenti, e è stato bello risultare tutti insieme, ma non basta perché dobbiamo ancora fare un'altra finale. Questa volta la vogliamo certamente vincere, magari davanti al nostro pubblico. Non ho fatto niente di straordinario, ho fatto il mio. È chiaro, certe volte tutti vorremmo giocare sempre bene tutte le partite, però io sono tranquillo, sapevo che c'era da fare una gara di sacrificio, sto bene fisicamente, quindi sono contentissimo. Eravamo pronti, sapevamo che loro erano una squadra tosta, comunque è stato bellissimo, è stata una giornata di sport stupenda, perché comunque è stata la partita a livello agonistico in campo, però noi ci siamo fatti trovare pronti, abbiamo tenuto a botta, penso, come ho detto prima, che la qualificazione sia strameritata. C'è tanto rammarico ma anche tanta soddisfazione per la straordinaria stagione della Ionica FC, che era ad un passo dalla finale nazionale per accedere al campionato di Serie D la prossima stagione. Finale che si disputerà a questo punto tra Martina Franca e Akragas 2018, che torna a casa con un pareggio pesantissimo 2-2 contro l'Isernia. Guardiamo gli highlights e le interviste post partita. Lancio lungo di Piuca per Lucas Corner, la testa di Barile, Pavisic spara la porta, va giù, poi arriva Prestia come un treno, va sul fondo Prestia, il cross, attenzione a rete, ha segnato l'Akragas, ha segnato Lucas Corner, azzecca tutte le mosse, mister Terranova, segna lo svedese e l'Akragas spacca la partita, 1-0 al 24esimo del primo tempo, Lucas Corner. Abbiamo avuto il merito probabilmente nella gara di andata di limitare i danni per quello che è stato i primi 20-30 minuti della gara. Poi già dalla seconda frazione del primo tempo della gara di andata abbiamo fatto meglio, abbiamo rischiato di andare in vantaggio nella gara d'andata, oggi ci siamo riusciti dopo il secondo tentativo e poi onestamente devo essere sincero, la mia squadra ha meritato nel computo delle due gare il passaggio del turno. Insiste l'Isernia, Soria, altro cross, la palla filtra, Petrone va giù, calcio di rigore per l'Isernia. Nel finale del primo tempo l'Isernia potrebbe rimettere tutto in discussione, potrebbe riaprire la qualificazione. Attenzione, Panico, lo specialista contro Arusha, rigore Isernia, parte Panico, la conclusione, ha segnato l'Isernia con Panico. È proprio quel finale che dobbiamo migliorare, perché non possiamo rischiare di perdere un passaggio del turno in questa maniera senza rischiare nulla praticamente nel secondo tempo, se non dopo il pareggio di Panico. Quindi una tirata d'orecchio alla mia squadra la farò già martedì, perché dobbiamo capire che in queste competizioni non si può sbagliare nulla.
Ferrigno va in porta, calcio di rigore per l'Akragas, atterrato nettamente da Soria che chiede addirittura scusa all'arbitro e si becca il giallo, rigore sacrosanto per l'Akragas. E attenzione, momento importantissimo, attenzione amici sportivi, rigore Akragas al minuto 13 della ripresa, atterrato Ferrigno che è andato dentro come un treno, ha bucato la difesa dell'Isernia. E adesso Pavisic contro Amoroso. Oh mamma mia. Pavisic contro Amoroso. Rigore Akragas. La rincorsa del Tanque. Parte Santiago Pavisic. La rincorsa, la finta. Pavisic! 2-1 Akragas, 2-1 per l'Akragas, Santiago Pavisic. Ma è stata una partita combattuta tra due belle squadre, perché con circa 40 gradi è uscita fuori una prestazione importante sia dell'Akragas che dell'Isernia, anche se devo dire onestamente, per chi ha visto la partita non mi può smentire, noi non abbiamo subito forse nemmeno un tiro in porta, se non un rigore che non voglio commentare, che non mi va di parlare degli arbitri. È una punizione dove Panico ha fatto il panico. Poi noi abbiamo fatto 2 gol, abbiamo fatto altre 3 palle gol, però dai, bene così. Oggi l'Akragas, se ce n'era di bisogno, ha dimostrato di essere una grande squadra. Fischia l'arbitro, parte Panico, la palombella e gol. E gol. Ha segnato Panico. Che giocatore! Panico. Si riapre la partita. Attenzione, sarà un finale pazzesco. Oggi penso che l'Akragas ha fatto una prestazione perfetta, ma faccio i complimenti a tutti i ragazzi, lo staff tecnico, perché è stata nell'arco dei 180 minuti, penso che la qualificazione l'Akragas l'abbia conquistata meritatamente. Non c'è più tempo, finisce qui. L'Akragas vola in finale. L'Akragas riesce a raggiungere la finale per la promozione in Serie D, la finale nazionale. È festa all'Ancellotta di Isernia per l'Akragas. Ma da domani la testa è già al Martina Franca, perché abbiamo beccato, secondo me, una delle squadre più forti dell'intero panorama dilettantistico. Santiago Pavisic con la bandiera dell'Argentina va a festeggiare con i compagni di squadra, si abbracciano tutti, è un'emozione infinita. L'Akragas non prendeva 2 reti da tantissimo tempo. Chiaramente il fatto di subire 2 reti significa che affrontava un'Isernia molto forte, una squadra abbastanza conosciuta dal punto di vista offensivo. L'importante a Isernia era segnare per primi. Noi l'abbiamo fatto, abbiamo dimostrato grande tenacia, abbiamo sofferto una partita da cardiopalma come non ne vedevo da tantissimi anni. A questo punto, superato questa fase, andiamo all'ultima fase dove ci giochiamo con la fortuna, con le occasioni, ma con una squadra che ha dimostrato in questo campionato di essere una grande squadra, una grande famiglia. Società, squadra, dirigenza, tutto un complimento, perché siamo stati veramente fin qui grandi. L'Akragas che è riuscita a centrare la qualificazione contro un ottimo Isernia che ha giocato una partita importante, è riuscita per 2 volte a pareggiare. E il pareggio con gol premia l'Akragas. 2-2 il finale da Isernia. Grandissima sofferenza, una partita poi che abbiamo condotto fino alla fine col cuore, anche se giocata bene a ritmi significativi, e ci abbiamo veramente messo il cuore al cospetto di una grande squadra, perché l'Isernia è una grande squadra con giocatori importanti e di fronte al proprio pubblico ha dimostrato ampiamente. Nell'economia delle 2 partite però ritengo che sia giusto che a passare il turno sia stata l'Akragas, che penso abbia mostrato maggiore solidità complessivamente. Ecco. Sarà dunque Akragas 2018 Martina Franca la finale per accedere al campionato nazionale dilettanti la prossima stagione. Tifiamo tutti chiaramente per la squadra agrigentina guidata magistralmente da Nicola Terranova.
Parliamo adesso di prima categoria, ultima partita del triangolare che dava la possibilità ad un'altra squadra di accedere la prossima stagione al campionato di promozione. È finita in parità tra San Fratello e Gemini Calcio, ma al campionato di promozione accede il Gemini per una migliore differenza reti. Guardiamo il servizio e le interviste post partita. Sono le 18:07 di un pomeriggio del 5 giugno caldissimo e interminabile quando il signor Asero di Marsala fischia 3 volte sancendo la fine di San Fratello Gemini Calcio. Scoppia la festa e a gioire sono i biancorossi agrigentini che, grazie al risultato di 1-1 e in virtù di una migliore differenza a reti rispetto ai sanfratellani, possono brindare al ritorno dopo qualche anno di assenza nel campionato di promozione. Una festa più volte rinviata per la formazione di Renato Maggio, ma alla fine conquistata proprio nell'ultimo atto di una estenuante stagione di prima categoria. Onore comunque al San Fratello, che avrebbe anch'esso meritato il salto di categoria e che solo per un gol in meno realizzato rispetto agli avversari deve riporre nel cassetto il sogno a lungo inseguito. Una sfida che il San Fratello prova subito a sbloccare al 16esimo, solo una super parata di Ilardi nega a Ciliberto la gioia del gol. Il Gemini non sta a guardare al 21esimo, la botta di Lio è ben disinnescata in angolo da Gelfo. Poi però i padroni di casa tornano a spingere dopo la conclusione velleitaria di Calabrese, bloccata senza problemi dal portiere. L'intramontabile bomber nero-verde troverebbe la rete del vantaggio al minuto 27 quando di testa mette alle spalle di Lardi il cross di Praticò, ma il fischietto di Marsala su indicazione del secondo assistente Settipani di Trapani annulla tra le vibranti proteste sanfratellane per un presunto fuorigioco di partenza. Nonostante ciò insiste la squadra di Reale al 32esimo e ancora uno straordinario Ilardi a dire di no alla botta di Margot. Gli ospiti tentano di reagire, ma la conclusione del neoentrato Centinaro si perde alto sulla traversa. Nella ripresa però il tecnico agrigentino Maggio getta nella mischia Fabio Messina al minuto 51 al posto di Famè e il neoentrato impiega 5 minuti per diventare protagonista quando al 56esimo raccoglie l'angolo di Ader e con un sinistro in mischia da pochi passi supera Gelfo, facendo così San Fratello 0, Gemini 1 e gioia incontenibile per i tifosi biancorossi che possono esultare per la rete del bomber Messina, lesto a firmare così il vantaggio per i suoi e il suo 9° sigillo stagionale. Il San Fratello però reagisce subito e 5 minuti dopo la potrebbe pareggiare con il neoentrato Fiore che da 2 passi sciupa tutto calciando addosso ai Lardi l'invito di Praticò. Il Gemini tenta di controllare la partita e al 64esimo Lio ha sul mancino la palla del raddoppio, ma il suo tiro è disinnescato sulla linea di porta da Siragusa. Poi il San Fratello si riversa in avanti al minuto 70 e i neroverdi acciuffano il pareggio con Fiore lesto a raccogliere l'assist di Calabrese con un perfetto pallonetto scavalcare Ilardi, ristabilendo la parità 1-1 e gol numero 6 in maglia neroverde per Fiore che riaccende le speranze dei sanfratellani a cui servirebbe la vittoria per volare in promozione. Con i locali protesi in avanti alla ricerca del gol, il Gemini prova a sfruttare gli spazi concessi dai neroverdi al minuto 83, solo l'esterno del palo nega al solito Lio la gioia del vantaggio. Nella stessa azione Messina allontana il pallone beccandosi dal signor Asero il secondo cartellino giallo in pochi minuti e lasciando di fatto i suoi in 10 uomini per i restanti 7 minuti più recupero di gara. Il San Fratello cerca di sfruttare la superiorità numerica e 2 minuti dopo ancora un super Ilardi nega a Praticò il gol promozione. I neroverdi tentano il forcing disperato, il tutto per tutto, ma le conclusioni di Praticò, Salanitro, Fiore e Sanna non sortiscono l'effetto sperato. Poi dopo 7 minuti di recupero concessi dal signor Asero di Marsala, la festa sperata, annunciata e a lungo inseguita dal Gemini Calcio può finalmente cominciare. È giusto che sia il Gemini che il San Alessio e il San Fratello andavano in promozione per tutto quello che hanno fatto durante l'arco del campionato. Io voglio dedicare questa vittoria a un amico che non c'è più, Giovanni Scudato, detto il Gemellino, che era un grande amico mio, un tifosissimo del San Giovanni, e oggi penso che era la persona più contenta di tutti.
Abbiamo una pausa pubblicitaria, rientreremo per presentare le nomination della nona edizione dei Penalty Awards 2022. A tra poco. Terra vera, bruci in aria, giorno e notte, mai da sola. Quando arrivi fai rumore, come fuoco, sì, punti al cuore. Cosa voglio lo sai, cerco un sogno che c'è, e quel sogno sei tu. Solo con te, mi sento addosso quel profumo che hai solo tu, nel tuo sapore mi ci perdo. Solo con te, mi sento dentro un desiderio che hai solo tu, sei luce chiara in un deserto. Anche per quest'anno l'evento più importante del calcio dilettantistico ritorna in scena. Sarà la nona edizione. Penalty Awards 2022. Ancora una volta protagonista assoluto il mondo del calcio non professionistico. Un grande galà con la premiazione dei migliori della stagione 2021-2022. Penalty Awards 2022 nona edizione, lunedì 20 giugno alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Nino Martoglio di Belpasso. Per vederlo in TV l'appuntamento è per il 27, 28, 29 giugno alle ore 13 su Telerent 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre. Penalty Awards 2022, una produzione esclusiva Play Village. Conduce Ettore Tortorici. Penalty Awards 2022. Rieccoci in studio, oggi e domani appuntamento con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, e dalla prossima settimana a partire da lunedì sempre alle ore 13 spazio con Aspettando i Penalty Awards, come al solito tra le 13 e le 14 sempre qui sul canale 15 di Telerent 7 Gold. Seconda parte che, come ho detto poc'anzi, inauguriamo con le nomination di questa nuova edizione dei Penalty Awards, l'evento più atteso del calcio dilettantistico siciliano, di scena giorno 20 giugno a Belpasso alle ore 16 con ingresso gratuito.
Penalty Awards 2022. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name, grasping into life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah.
Penalty Awards 2022. Africa.
Si conclude dunque la puntata odierna di Penalty, grazie per essere stati con noi, vi aspetto domani come al solito alle 13 sul canale 15 di Telerent 7 Gold. Anche domani parleremo dei Penalty Awards, non mancate!